Tra le emergenze veterinarie è quella della torsione gastrica. Oggi ne parliamo con il dottor Giovanni Amendola. Intanto, dottore, che cos'è la torsione? In realtà si parla di dilatazione torsione gastrica ed è una emergenza chirurgica tra le più frequenti, relativamente tra le più frequenti, e consiste in realtà in una dilatazione dell'organo, quindi dello stomaco, ed una successiva rotazione dell'organo stesso intorno al proprio asse. Sono diverse le razze che possono essere interessate da questa sindrome, soprattutto le razze di media grossa taglia e taglia gigante. Poi ci sono altri fattori che possono condizionare e quindi predisporre ad eventi del genere, quale ad esempio l'età avanzata del cane, e questo perché con l'età avanzata c'è una maggior lassità dei legamenti che trattengono lo stomaco in sede, e in particolare del legamento epatogastrico. Situazioni anche anatomico come un torace profondo e stretto, e poi altre situazioni come, non so, un cane che si alimentano molto velocemente, quando si somministra anche un solo pasto al giorno, quindi si viene a causare uno stato di ripienezza abnorme che può causare quindi dei movimenti anomali dello stomaco e quindi la rotazione. Come si riconosce una torsione gastrica? Abbiamo un aumento di volume dell'addome, che poi alla percussione diventa timpanico, il vomito improduttivo, cioè il cane tenta di vomitare ma non riesce, questo perché la rotazione gastrica ha comportato un'occlusione della valvola cardiale, del cardias, per cui chiaramente il contenuto gastrico non riesce ad uscire, a defluire dallo stomaco, e in più c'è un notevole stato di abbattimento del paziente. Importante, dicevamo, intervenire tempestivamente. È questione di ore, poche ore. Poche ore. Prima si interviene, minori sono i danni, anche perché c'è una compromissione di diverse strutture, di diversi organi. Questo perché? Perché la dilatazione gastrica determina un aumento della pressione intraaddominale con compressione su alcuni vasi molto importanti, ad esempio la vena cava caudale. Questo che cosa fa? Riduce l'afflusso di sangue al cuore, il cuore di conseguenza riduce la sua gittata e quindi si ha shock cardiogeno. Oltre a questo, la notevole distensione della parete gastrica determina necrosi della parete stessa. Come si interviene? L'approccio immediato è quello medico, cercando di stabilizzare quanto prima il paziente con fluidoterapia spinta per cercare di ripristinare il difetto di circolo che si è instaurato, somministrando dei farmaci antishock, il cortisonici, e tempestivamente cercando di decomprimere lo stomaco. Successivamente poi l'approccio diventa chirurgico. Si opera attraverso una celiotomia craniale mediana, si decomprime lo stomaco se non è stato possibile farlo in precedenza, si detorce lo stomaco in senso antiorario e si effettua una pessi sulla parete costo-addominale di destra. Poi sono diverse le tecniche di ancoraggio di pessi praticabili. Si può prevenire questo? Si può prevenire, chiaramente quello che si può fare quotidianamente è cercare di alimentare il cane in maniera corretta, possibilmente più pasti, almeno 2 pasti al giorno, quindi non un solo pasto al giorno è sconsigliabile. Non farlo immediatamente giocare dopo il pasto, e chirurgicamente si può intervenire con una gastropessi preventiva.